I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per aver ragione dell'incendio scoppiato in un capannone della zona industriale di Sandrigo, evitando il rogo generalizzato dell'edificio di circa 2000 metri quadrati. Una cinquantina di uomini si sono avvicendati ancora questa mattina per smassare il materiale bruciato alla Savi Servizi SRL di Via della Repubblica, un'azienda che si occupa dello smaltimento di rifiuti. Nessuna persona è rimasta ferita, le fiamme infatti si sarebbero sprigionate dopo l'orario di chiusura dell'attività verso le 18. A lanciare l'allarme un automobilista di passaggio che ha visto la prima colonna di fumo salire verso le 18:30. Il fumo si è poi intensificato in una colonna dall'inquietante colore nero visibile a chilometri di distanza anche nel vicino comune di Due Ville. Immediato quindi l'intervento anche dei tecnici dell'ARPAV che hanno ripetutamente prelevato campioni d'aria e di sostanze in prossimità del sito e della zona di potenziale ricaduta sottovento. Dei primi risultati fortunatamente risulterebbero solo poche tracce di inquinante organico tipico degli incendi che sono state rilevate solo a valle del capannone incendiato. I tecnici dei pompieri sono ancora al lavoro per stabilire le cause del rogo che fortunatamente avrebbe interessato una zona di stoccaggio di rifiuti classificati come non pericolosi. Non hanno intaccato nessun tipologia di rifiuto pericoloso, ok? Ma sono solo rifiuti diciamo classificati speciali perché non sono urbani, ma che per far capire a tutti è carta, plastica, legno, cartone, nylon, queste tipologie di rifiuto. Abbiamo chiamato chi di competenza e sono rifiuti speciali, quindi da porre una grande attenzione. Per fortuna le squadre sono riuscite a circoscrivere l'incendio, quindi ad una parte solo del capannone, quindi sono riuscite a spegnere le fiamme, ridotto il fumo iniziale, però le operazioni sono ancora in corso, sono durate tutta la notte e sono appunto tuttora in corso per diciamo, smassare, si dice così, il quantitativo di rifiuti all'interno.